Madonna, oddio mio, oddio! Siamo a Vic, nella frazione di Frassenè di Voltago a Gordino, dove la notte scorsa in questo fienile è divampato un incendio che ha intaccato i tetti di 3 delle case adiacenti. Tragedia sfiorata, l'incendio divampato la notte scorsa ha spaventato e non poco. Per fortuna non ci sono stati feriti. Noi siamo arrivati, mi sembra, verso le 11 e ho visto un contesto abbastanza apocalittico. Ho pensato a subito al peggio per tutte le abitazioni qui di località Vic e anche per i fienili. Abbiamo detto siamo in sicurezza verso le 4:30 del mattino, quindi capite che le ore non passavano mai. Panico tra i presenti, il quarto d'ora passato in attesa dell'arrivo delle prime squadre dei vigili del fuoco è sembrato infinito. Alle 7 stamattina, ma c'era già tutta la gente, tutto. Era lì in mezzo alla strada. Il corpo senza vita di Fiorella Galleazzi, riverso a terra a poche decine di metri dalla sua casa, 66A di Buscole Alta, tra Farra e Sperta, è stato trovato nelle prime ore della mattinata da alcuni residenti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Ho sentito quello che è successo, sono rimasto malissimo. Mamma mia, ragazzi. 72 anni, originaria di Torino, Fiorella Galleazzi da anni si era trasferita nel Pago e viveva nell'abitazione della madre, una piccola villetta a 2 piani, lo spazio esterno con una rimessa adiacente il cui basculante aperto restituisce scampoli di vita quotidiana. Cosa sia accaduto lo scorso notte è un mistero. Subito si è pensato alla peggiore delle ipotesi, ma le indagini dei carabinieri e gli accertamenti medico-legali disposti dalla procura a breve dovrebbero chiarire la causa del decesso. Purtroppo ancora un incendio nella notte, questa volta a Valle di Cadore, anche in questo caso 2 case distrutte, per fortuna anche questa volta nessun ferito grave. Era da poco passata la mezzanotte quando, per fortuna, Giulio Viele, 73 anni, si è svegliato, ha visto qualcosa ed è subito uscito in strada con la compagna Rosalinda Dallabona, 80 anni, il cui figlio Oliviero Salvadori è rimasto come altri tutta la mattinata a guardare attonito le macerie fumanti. In queste situazioni qua non è molto facile capire cosa è successo. Non c'è tanto da dire perché quando siamo arrivati le fiamme erano alte 10 metri. In strada c'era anche la famiglia di Giorgio da Fies, a cui appartiene parte dell'altra casa andata distrutta, ma che pur tra le lacrime è deciso a ricostruire. Ristrutturarla? Sì. Abbiamo assistito a una fase di sorpasso che non è andata a buon termine. Le 2 auto si sono incontrate e dopo essersi scontrate hanno urtato il nostro mezzo. È di una bambina di 4 anni morta, i 2 fratellini gravi e altri 5 feriti, il tragico bilancio di un frontale avvenuto alle 11 del mattino lungo la statale 51 di Alemagna, sotto al ponte Botteon, sul Fadalto. La Volkswagen Touran, condotta da una mamma di 49 anni di origini ghanesi, con a bordo i 4 figli, mentre procede verso Vittorio Veneto, malgrado la curva e la doppia linea continua, cerca di sorpassare il camper di una coppia di bellunesi, Stefano Ghedini e la moglie. Non si accorge che la stessa manovra la sta compiendo dall'altra direzione un 34enne vittoriese al volante di una Golf che sta superando, essendo la sua carreggiata a 2 corsie in quel tratto, un'altra vettura. La monovolume rientra sulla destra, striscia sul camper, ma l'impatto frontale è inevitabile e violentissimo. La richiesta dell'ultimo saluto in divisa testimonia l'amore per il comando della polizia locale, l'amore per la città di Treviso e per i trevigiani. È una divisa che aveva tatuata nel cuore. Indosserà la sua divisa anche per l'ultimo saluto il comandante Andrea Gallo, con quell'orgoglio e quello spirito di servizio che sempre lo hanno contraddistinto, pure nei momenti più bui della malattia, un tumore che lo ha colpito ancora nel 2022 e contro cui ha combattuto fino alla fine senza mai mollare il comando di Via Castello d'Amore e i suoi agenti, una divisa che aveva indossato per la prima volta a metà degli anni 90 nei comandi del Veneto orientale, Caorle, Jesolo e poi San Michele al Tagliamento, dove era divenuto comandante e anche segretario comunale ad interim. Nel 2019 l'approdo a Treviso a fianco del sindaco Mario Conte. Per me era diventato un punto di riferimento e un amico e quindi perdo davvero tanto.
Aiuto, la mia compagna mi ha accoltellato. Con queste parole Mauro Pereni, 66 anni, ex elettricista in pensione, ha chiamato il 118 per farsi soccorrere dopo che la convivente, la 56enne trevigiana Barbara Mazzariol, gli aveva conficcato nel costato un coltello da cucina afferrato dal lavello al culmine di una lite. Tardo pomeriggio, via Fratelli Bandiera, Frescada di Preganziol. Pereni, conosciuto con il soprannome di Ciba, non ha però superato la notte. È morto mentre al Cafoncello si tentava un disperato intervento per salvarlo, perché il coltello è penetrato fino al cuore, danneggiando il pericardio. E la donna, che all'arrivo dei carabinieri era seduta e fumava una sigaretta, apparentemente tranquilla, è stata arrestata con l'accusa di omicidio aggravato. La signora ha ammesso, quello che era accaduto, ci ha comunque detto che aveva, accoltellato il soggetto e ci ha mostrato il coltello utilizzato per il delitto. Pereni è salito con le proprie gambe in ambulanza, poi la situazione è precipitata. Un'unica coltellata, quella inferta dalla Mazzariol. I due litigavano dal mattino perché lui, che la ospitava da mesi, voleva che se ne andasse, così ha riferito la donna. Ma in realtà mi sento anche di ringraziarli, perché probabilmente sono stati in grado di far uscire questa Elena che tenevo un po' nascosta allo scoperto, ecco, e mi hanno sicuramente dato una grande forza e un grande coraggio per far valere il mio pensiero. Dice grazie a chi la critica Elena Maraga, la maestra d'asilo parrocchiale finita al centro delle polemiche per aver aperto un canale sulla piattaforma per adulti OnlyFans. 29 anni, atleta di bodybuilding e anche fotomodella. Elena è in attesa di capire quali saranno le decisioni della parrocchia trevigiana per cui lavora da 5 anni. L'ultima parola, la decisione starà alla scuola. L'unica cosa che ho a cuore in tutto questo e che forse molte persone si stanno dimenticando è il benessere dei bambini, perché alla fine sono loro il fulcro di tutto questo. Grande soddisfazione condivisa, la pista c'è, chi pronosticava il peggio dal palco è stato invitato a ricredersi. Siamo qua. Elogio dovuto alle maestranze di cui facevano parte persone di 21 nazionalità diverse e grande attesa per vedere sfrecciare i primi atleti impegnati nei 45 secondi che ci vogliono a completare il percorso. L'impianto, di cui proseguono i collaudi, entusiasma senza se e senza ma chi ne potrà fare uso. Non aver più avuto un impianto da anni, dopo Cesana, dopo le Olimpiadi del 2006, alcuni anni abbiamo utilizzato quello, poi successivamente abbiamo sempre dovuto andare con queste sia bob, skeleton, slittino, in pista all'estero. Più che giustificata la soddisfazione di chi, in tempi record, ha guidato la squadra realizzando l'agognato impianto. Adesso manca la copertura definitiva, la realizzazione di fiche partenza, di arrivo, bob bar, memoriale e poi tutta la ricomposizione ambientale, per cui la pista sarà sostanzialmente interrata, tetto verde, 10.000 e passapiante saranno ripiantumate, cambierà volto. La zona del nuovo distacco è entrata nell'annuario delle tragedie naturali. Quella del 3 luglio 2022 causò la morte di 11 escursionisti. Anche nel pomeriggio, attorno alle 14, si è temuto per la sorte di 2 sci alpinisti travolti da un enorme ammasso di neve sceso fra lo squarcio creato dallo scivolamento del Seracco sotto Punta Rocca nel 2022 e il rifugio Pian dei Fiacconi. Lo scenario, quello della Marmolada, lato Trento. Dalla base del SUEM di Pieve di Cadore, da Canazei, davanti al comando dei Vigili del Fuoco, si sono alzate in volo le eliambulanze che hanno immediatamente raggiunto la zona, in supporto anche l'aiuto alpin di Bolzano. Coinvolti padre e figlio, trentini di Mazzin in Val di Fassa. Il giovane di 27 anni è stato trascinato per oltre 500 metri e, pur semisepolto, è riuscito a chiamare i soccorsi e ad indicare la sua posizione. Recuperato da Falco, è stato trasportato all'ospedale di Belluno in codice 2. Il padre di 68 anni, rimasto a Monte del Distacco, è rimasto praticamente illeso e accompagnato a Canazei dall'elicottero dell'aiuto alpin. La notizia ci ha colti davvero di sorpresa, all'inizio davvero non volevo neanche crederci.
Certo sapevamo delle condizioni di salute, le abbiamo visti tutti di Papa Francesco, ma che fosse una cosa così repentina davvero non me lo aspettavo e penso che non se lo aspettasse nessuno. Non nasconde il suo sgomento Monsignor Michele Tomasi, che nel giorno del dolore dà voce alla Chiesa trevigiana. Migliaia i fedeli che hanno saputo della morte di Papa Francesco nel corso delle celebrazioni del lunedì dell'Angelo, tanti si sono raccolti in preghiera, anche in Duomo. Tutte le chiese della diocesi hanno suonato le campane a lutto, a Treviso i rintocchi poco prima del mezzogiorno. Un uomo di verità, di giustizia, e in questo periodo così travagliato davvero uno dei pochi uomini davvero di pace che ha illuminato un mondo buio. Tutti quelli che mi dicono: signor sindaco, come sta? Sto in piedi. Rispondeva così solo il 7 aprile scorso Giancarlo Gentilini a chi non l'aveva visto alle celebrazioni per il bombardamento di Treviso. L'animo sempre vivo su un corpo che da qualche tempo stava dando i segni di cedimento. E oggi pomeriggio da artigliere alpino è andato avanti. Lui che ricordava così la gioventù e le bombe sulla città. C'era una contraerea al Ciolo e neanche a sera da giù da ragazzi andavamo là e ci davano del pane per di mangiare. Vedi che quando erano cessate le battaglie si trovava l'accordo, l'amicizia, no? Gentilini era nato nel borgo di Serravalle il 3 agosto del 1929. Dopo la guerra e il servizio militare si era laureato in giurisprudenza, diventando uno degli avvocati della Cassa di risparmio della Marca trevigiana. La svolta politica arriva nel 1994, dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana e l'adesione di Gentilini alla Lega di Bossi. Alle elezioni comunali viene dato per perdente contro il candidato del centro-sinistra Aldo Tognana, che invece supera il ballottaggio diventando il secondo sindaco non democristiano della storia di Treviso. Da quel punto iniziano le sue battaglie che ne caratterizzeranno la gestione della città, e dalle panchine eliminati davanti alla stazione alla gestione dei migranti criticata per la tendopoli montata sulla discarica di Via Orsenigo. In 3 parole ha sempre definito la sua linea d'azione: ordine, disciplina e rispetto delle regole. Che piace ai trevigiani, visto che nel secondo mandato, nel 98, supera un altro big della città come Domenico Luciani. Una vita costantemente tra case in Viale Montegrappa, Cassugana e soprattutto tra le vie della città in mezzo alla gente e nel controllo dei cantieri. Nel 2003 la staffetta con Giampaolo Gobbo, dove per 5 anni accetta l'incarico di vice sindaco, che nel 2008 viene rinnovata fino al 2013, quando viene sconfitto da Giovanni Manildo. Da quel punto, pur ritirandosi di fatto a vita privata dopo un periodo da consigliere comunale, non smette di suggerire ai suoi successori progetti, idee e problemi della città. Essere qui perché? Doveroso per Giancarlo Gentilini, il miglior sindaco che abbiamo mai avuto. Un ricordo di Gentilini. È stato un grande, io l'ho conosciuto perché ho fatto delle cene anche con lui, è una persona squisita. Ne parla ancora al presente. Sì, perché per me è sempre il mio sindaco e resterà sempre. Grandissimo uomo. Io poi che sono stato a contatto con lui per 40 anni che sono stato qui nell'Arma, quindi era un dovere. Parte un pezzo di noi, questa è una pezza di storia della nostra Treviso, per chi la ama e l'ha amata tanto, credo sia veramente un monumento che sparisce. Lui è un monumento della nostra Treviso, un campione vero come lo chiamavo io. Un personaggio meraviglioso, un personaggio da ringraziare, pensarlo, e ci auguriamo il bene che ha fatto a tutti noi. Era amico tuo? Sì, mio amico Gentilini, sono tanti anni conosciuto, 27 anni io ho conosciuto. Io sono 27 anni a Treviso. E di oggi cosa direbbe? Forse lassù sta già ridendo. Oggi, come sento dire in giro, lui sarebbe su e direbbe bello, ho fatto proprio un mio lavoro. Il mio lavoro è stato proprio questo, di essere riconosciuto. Ho fatto le cose fatte bene. Che si rivolgano
in pratica il sacerdote che attualmente sostituisce il vescovo. Questa è la risposta quando suoniamo al convento di San Giacomo di Veglia. Una sorta di consegna del silenzio, considerando che la curia vescovile non ha di fatto giurisdizione sul millenario convento di clausura, commissariato dal Dicastero degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica presso il Vaticano. Al centro l'attività degli ultimi anni della madre badessa Aline Pereira Gammarchi, contestata da alcune consorelle. Di ufficiale al momento c'è solo un comunicato dell'ordine che conferma di aver sollevato dalla direzione del monastero madre Aline per aver preso delle misure ai danni di 4 consorelle senza rispettare il diritto della Chiesa e dell'ordine. Una vicenda che ha un primo atto formale nel gennaio del 2023 e per molti legato all'apertura del monastero con la produzione di Prosecco inaugurata solo un mese prima, il 9 dicembre del 2022, e ancora oggi ricordata così all'interno delle Sacre Mura. No, ma lei non mi ha visto, perché io ero qua dietro nascosta. Ah, no, perché mi ricordo che poi qui avevamo fatto una cosa. Ah sì, avete fatto la degustazione? Sì, io sentivo, ma voi non mi vedevate. Un'iniziativa che allora la badessa spiegava così. Economicamente il monastero viene sostenuto dal nostro lavoro, per cui tutto quanto entrerà servirà innanzitutto per pagare le bollette che sono altissime, ma anche per tutto il resto del monastero. Una lite è nata da un diverbio dentro la discoteca. Il posto è mio, lasciaci in pace. Le minacce già dentro il locale Playa Loca di via Pagnana a Castelfranco alla baita al lago. Li hanno aspettati fuori in strada vicini alle loro macchine. Il gruppo di amici è uscito e si è trovato davanti 2 ragazzi di origine nordafricana che avevano trovato all'interno del locale. Sono iniziati gli spintoni, volate parole e mani, poi sono spuntati i coltelli. La rissa finita in tragedia. A perdere la vita Lorenzo Cristea, 20 anni, originario di Trebaseleghe, sulle macchine ancora i segni. Attimi concitati, un'aggressione violenta, feroce. 3 coltellate al torace, una all'addome per un 22enne di Zero Branco, attualmente ricoverato in ospedale in terapia intensiva a Castelfranco. Ferito anche un 19enne del posto al bicipite sinistro, trasferito al nosocomio di Montebelluna, e un 18enne che ha rimediato 3 punti di sutura alla spalla destra. È stato lui uno dei primi ad intervenire. Ancora non è certa la dinamica, ma sarebbe stato proprio il 18enne a frapporsi tra i ragazzi nordafricani e gli amici, secondo i genitori, nell'intento di sedare gli animi. È lì che si sarebbe accorto di essere stato colpito alla spalla, momenti velocissimi, secondi, in cui si è consumata la tragedia. Poco distante, infatti, 2 degli amici erano già a terra. Sono stati proprio loro a caricarli in macchina e portarli al pronto soccorso, dove Lorenzo Cristea ha perso la vita. Troppo gravi le ferite riportate. Siamo svegli dall'alba con i nostri amici, operativi, stanno già iniziando a sbaraccare e basta, si parte. Una giornata cominciata all'alba, quella delle penne nere della Marca, che hanno iniziato a sfilare alle 12:45 con la sezione di Valdobbiadene. Con i suoi quasi 2000 alpini, con un territorio straordinario che è paesaggio UNESCO e che è quel paesaggio immutabile grazie al loro lavoro. Poi è la volta della sezione di Vittorio Veneto con il tradizionale striscione Città della Vittoria. Ali alla vittoria, alla quale ha contribuito con le sue medaglie d'oro, ha contribuito con la sua gente, con il suo ardore, con la fermezza nel resistere durante l'anno dell'invasione. Numerosi sindaci del Vittoriese che hanno sfilato con la fascia tricolore al fianco delle penne nere e poi grandi applausi quando passano le salmerie con i muli. Sono loro, capitanati da Tony De Luca, sono loro che insieme con quei vecchi muli che portavano il nome di Roso. All'esito dei controlli delle attività svolte in questi mesi ho deciso per l'applicazione della zona rossa, quindi l'adozione dell'ordinanza a decorrere dal 26 maggio,
per una durata di 40 giorni. Si colora di rosso il quadrante di Via Roma a ridosso della stazione. L'annuncio a margine del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, con lo stesso prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, a comunicare tempistiche e modalità di una misura attesa quanto discussa. Questo strumento consiste nella possibilità di allontanare tramite un ordine le persone che abbiano commesso determinati reati, abbiano, diciamo semplicisticamente, la fedina penale sporca per determinati reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti, e che abbiano un atteggiamento, comportamenti aggressivi, molesti, pericolosi per la sicurezza pubblica. Sono le immagini girate dall'alto dall'elicottero drago dei Vigili del Fuoco a circoscrivere il fronte dell'emergenza, a raccontare di una strage sfiorata ai piedi dell'Antelao, con un fiume di fango, massi e detriti che ha letteralmente sommerso il cuore della frazione di Cancia, uno scenario lunare, quello che si sono trovati davanti i residenti e soccorritori, che ha portato alla chiusura della strada statale 51 di Alemagna, isolando Cortina e paesi limitrofi dal resto della Valle del Boite, una frana storica che si è riaperta poco dopo le 11 di sera a seguito di un nubifragio violentissimo. Erano quasi le 11:30, poche parole, proprio il rumore della frana venire giù. Noi abitiamo qua al piano terra e ci siamo affacciati e purtroppo abbiamo visto tutto questo che vedete e siamo scappati fortunatamente al piano di sopra. La casa non ha danni, per fortuna noi non abbiamo avuto acqua in casa, ha girato solo intorno, però sì, è stato un bel trauma, un bello spavento. Da ieri sera alle 11:30 siamo mai andati a dormire, abbiamo cercato di pulire subito perché, come vedete, questa cosa è, se si asciuga è intoglibile, è un disastro. Una corsa contro il tempo. Sì. Andato al fiume, un fiume tanto pericoloso come questo fiume, le chiedo al governo che per piacere, per favore, chiude questo fiume, tanti ragazzi che hanno morto colpa del fiume. Veramente questo è un dolore forte. È un messaggio disperato quello del papà di Daniel Denis Navas Reyes, il 21enne morto annegato nel Piave in un pomeriggio tragico di metà giugno. La famiglia, di origini venezuelane, residente a Pasiano di Pordenone, non si dà pace, non può darsi pace. Il giovane stava prendendo il sole con un gruppo di amici sugli isolotti di ghiaia del fiume, sotto il ponte sulla Postumia, tra Fagare della Battaglia e Ponte di Piave. Qui si è tuffato per non riemergere più. L'allarme partito da un'amica che inizialmente aveva parlato di 2 dispersi ha portato a una vera e propria mobilitazione: pompieri su M118, carabinieri. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco lo hanno trovato poco distante, a qualche metro di profondità. Da qui le operazioni di recupero, lo shock degli amici, il dolore lacerante dei familiari accorsi sul posto. Purtroppo una bambina è scivolata nell'acqua, è stata inghiottita dalla forza della cascata che c'è nel lago che si forma qui a Pederobba e purtroppo è stata risucchiata. È una tragedia, l'ennesima. Nelle parole del sindaco Marco Turato tutto il dramma della tragedia che si è verificata poco dopo le 16 a Pederobba, nell'area davanti al cementificio. La bambina di 10 anni stava trascorrendo con la famiglia, mamma, papà e 2 fratelli, il pomeriggio sul Piave. All'improvviso la piccola è scivolata in acqua, venendo risucchiata dalla corrente molto forte in quel punto del fiume. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto i vigili del fuoco con una ventina di uomini, i sommozzatori ed i droni. Dopo 2 ore e mezza di ricerche, il corpo della bimba è stato recuperato tra i grossi massi che in quel punto del fiume formano una cascata. La famiglia, di origine macedone, abita da tempo a Cavaso ed in questa torrida domenica di fine giugno aveva deciso di trascorrere il pomeriggio sul Piave, probabilmente per cercare un po' di refrigerio.
5 minuti si è accorto mio fratello, che l'avevamo visto ancora discretamente bene, e è uscito e ci ha detto è alto e il tempo di andare di sopra. Acqua e fango? Soprattutto fango, acqua sì tanta, perché poi siamo scappati, perché altrimenti rimanevamo anche noi qua, intrappolati. Sono attimi di panico, la pioggia intensa e gli occhi fissi sul meschio. Tutto è accaduto in un attimo, il fiume si è alzato ed è esondato. Si è consumato l'ennesimo dramma per cittadini, negozianti e imprenditori. Le strade si sono trasformate in corsi d'acqua e fango. La gente si è messa subito al lavoro. Questa volta non solo il Meschio è esondato, allagando completamente la piazza, e anche altre zone di Cordignano. Questa volta si è aggiunto prima la Friga e poi le Obole. Quindi posso dire che, a parte la frazione di Villa, che è un po' più alta, un po' più in collina, quasi tutto il territorio del comunale questa volta ha avuto danni dall'acqua e dal fango soprattutto. Si stava arrampicando su dei sassi, ci sono dei massi abbastanza grossi qua sotto, di protezione di una colonna, e lì probabilmente è scivolata. Una fatalità inspiegabile quanto inaccettabile. Un pomeriggio d'estate a Cesana Beach, luogo rinomato in provincia perché meta di giovani e famiglie desiderosi di trovare riposo, ristoro e svago. C'erano molte persone perché adesso d'estate è sempre come se fosse una spiaggia, quindi è sempre pieno di ragazzi, di gente che viene a prendere il sole, che viene a nuotare, poi c'è anche un piccolo bar, quindi c'era anche tutta questa gente che era lì al chiosco, insomma, perché è un'area molto frequentata. D'un tratto il vociare viene zittito dall'eco di un rumore sordo, seguito da grida di aiuto. Per realizzare quanto accaduto basta sporgersi oltre la boscaglia. Sotto il pilone del vecchio ponte di Cesana, fra i massi che lo rinforzano, c'è il corpo ormai privo di vita di Gaia De Golle, 15 anni, residente a Colderù di Lentiai, comune di Borgo Valbelluna. Vicino a lei l'amica e coetanea, ferita perché coinvolta dallo scivolamento di un masso. Incolume la sorella. Dana è una persona straordinaria. Quello che è successo, secondo me, lei ancora non si rende conto, purtroppo. Tanto è vero che io sono appena diventato papà e mi ha detto: dai un bacino alla tua bambina, dunque è una persona straordinaria. Mamma Dana Calarus è rientrata a casa a Roncada in mattinata dopo un pomeriggio e una nottata di attesa, angoscia e infine lo strazio più profondo, quello per la perdita del figlioletto Carlo Panizzo, 6 anni, con cui era andata a trascorrere una giornata di svago in spiaggia a Capasquali al Cavallino. La mamma in riva, il bambino che giocava vicino agli scogli. Improvvisamente la donna non l'ha visto più. Le grida, i bagnanti che si sono tuffati, la catena umana, la macchina dei soccorsi. Il corpo del piccolo, scomparso in mare, è stato rinvenuto sul fondale poco prima delle 3 del mattino. La mamma, una 49enne di origini polacche, dipendente dell'azienda di ristorazione Ottavian, è stata ospitata nel vicino camping e affiancata da una psicologa. Infine il ritorno a casa. Sulla recinzione ancora i fiocchi rosa per la recente nascita della bimba del vicino, Carla, anche lei. Lei mi ha abbracciato e mi ha detto solo: dai un bacino alla Carla. Io ho detto: guarda Dana, per qualsiasi cosa siamo qua. No, scusate, ma no, non me la Erika, la figlia del professor Diego Lapen, si scusa ma non se la sente di parlare. Gli occhi rossi racchiudono tutto il dolore per la tragedia che ha colpito il padre, ex vicepreside dell'Itis Fermi, 71 anni, travolto in via Trento a Villorba mentre era in sella alla sua bici da una 500 condotta da un ragazzo di 18 anni. Quel dolore profondo ma composto che avvolge l'abitazione di via Diaz. Poco dopo arriva anche il fratello Tommaso. Vengo da un viaggio molto lungo, mi dispiace ma preferisco evitare, grazie. Nella villetta di Ponzano è un continuo via vai di amici e familiari, nessuna voglia di parlare, forte lo shock per quanto accaduto. L'impatto è stato duro. Da un lato il dolore della famiglia di Diego Lapen, dall'altro le indagini che proseguono per ricostruire esattamente quanto accaduto. Nei confronti del 18enne di origini cubane domiciliato a Mogliano è scattata la denuncia per omicidio stradale. Era lui al volante della 500 che ha travolto Lapen mentre era in sella alla sua bicicletta, sbalzandola a diversi metri di distanza.
Tutto alla luce del sole, sul web. Bastava iscriversi ad un gruppo Telegram, pagare dai $20 ai $600 a seconda del VIP da spiare ed ottenere su un portale basato alle isole Tonga la visione di almeno 2000 video rubati in tutto il mondo, dagli studi medici a quelli estetici fino alle case private. Tutto accessibile tramite le normali videocamere di sorveglianza comprate nei maggiori siti di shopping online. A scoprire il reato la società trevigiana di cybersicurezza Yarix di VAR Group, che ha già denunciato i fatti alla polizia postale, mentre faceva delle ricerche per conto di un privato sul caso dello showman Stefano De Martino, ripreso quest'estate in intimità con la sua fidanzata. Video rubato, ovviamente. Essenzialmente erano tutte quante immagini che potevano avere contenuti dall'intimo fino al pornografico. Erano anche classificate sulla base di provenienza geografica, tipologia di contenuto, stanze in cui si trovava la telecamera per poter poi ricercare meglio questo tipo di contenuto. E questa è solo la punta dell'iceberg. Ma è vero che stanno già chiedendo il pane del sindaco? Certamente sì, lo chiedono molto spesso. Quindi insomma in 3 giorni già si è sparsa la voce qua in paese che il sindaco lavora nel panificio del paese. Direi proprio di sì. E non solo tra i cittadini di Meduna di Livenza. La storia di Arnaldo Pitton, sindaco che per vivere va a fare il panettiere, ha letteralmente fatto il giro del mondo, arrivando fino in Cina con tanto di articolo online di uno dei maggiori quotidiani di quel continente. Una storia che tra farine e impasti lui stesso ci racconta così. Fare il sindaco in un paesetto piccolo equivale a 500 e qualcosa euro al mese. Mi sono trovato in cassa integrazione a 1 anno dalla mia pensione e ho trovato questa opportunità e ringrazio Berti che mi ha offerto questa opportunità. Faccio dalle 3 alle 11 e quindi ho il pomeriggio libero anche per fare il sindaco e seguire altre cose. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato. Il pubblico ministero a Nortica ha disposto l'autopsia sui corpi dei 2 fratelli Rosita e Mauro dal corso trovati in auto nel fiume di fronte al ristorante Danea Silea. In zona vigili del fuoco e carabinieri. L'elicottero arrivato nel pomeriggio si era posizionato proprio dove l'auto si era inabissata, come ci racconta questo cittadino. Qua sopra sono stati fermi parecchio in overing, fermi sopra il Sile a controllare tutto quanto, con ovviamente tutti gli uomini fuori. Da quel momento, spostato l'elicottero, saranno arrivati 6-7 camionette dei pompieri, i carabinieri hanno bloccato la strada ed è arrivato l'autogru. Poi le operazioni di recupero, i corpi dei 2 fratelli trovati all'interno dell'abitacolo, a guidare sicuramente la donna, unica ad avere la patente. Tutte le porte e i finestrini chiusi, ma il bagagliaio era aperto. L'anziana era seduta come passeggero, non aveva le cinture di sicurezza e sarebbe stata sbalzata fuori dopo il violento urto in acqua. Poi la corrente avrebbe trascinato il corpo nel punto in cui è stato trovato qualche giorno fa a Meolo. Mio cugino si è alzato di colpo, vedendo che io ero per terra, si è alzato io all'improvviso e gli domanda per che motivo ti ha tratto giù mio cugino per terra. E lui subito gli ha sferato un pugno e poi lo ha preso di fianco e lo ha proprio buttato di forza per terra sulla corsia. È una fine assurda quella toccata al 39enne di Caerano San Marco Mario De Marchi, morto dopo 13 giorni di agonia. La sera dell'11 ottobre, mentre si trovava con il padre e il cugino alla sagra di Fontigo di Sernaglia della Battaglia, dove era andato per ascoltare la band Segnali Caotici, di cui era appassionato, è stato colpito al volto da un 62enne di Onigo di Pederobba, Fabrizio De Poi, dopo un botta e risposta prima su un giubbotto e poi sui piatti appena portati in tavola che l'uomo aveva sottratto al terzetto. Di mezzo anche qualche bicchiere di troppo. Mario sanguinava, è stato medicato ed è rimasto cosciente nelle prime fasi. E questo tizio qua gli ha chiesto anche scusa a mio cugino, scusa, volevo, ho fatto apposta, e mio cugino ha detto, scuse, non voglio le tue scuse. Dammi domani mattina, che sarebbe stata domenica, domani mattina ti denuncio.
Si trova ricoverato all'ospedale di Conegliano il 75enne Pierpaolo Urbani, ex primario a Vittorio Veneto, dopo la rapina subita nel pomeriggio davanti alla propria abitazione in via Tiepolo 35 a ridosso del centro della città del Cima. L'uomo è sotto shock e ha riportato escoriazioni e contusioni su tutto il corpo. Stando a una prima ricostruzione, Urbani stava controllando la cassetta delle lettere quando è stato avvicinato e aggredito da una coppia di delinquenti che gli hanno strappato di dosso un orologio Rolex e un bracciale d'oro. I due uomini non erano né travisati né armati, anche per questo si stanno scandagliando senza sosta le telecamere della videosorveglianza pubblica e privata presenti lungo via Tiepolo e in tutta la zona. Le acquisizioni sono già in corso. A lanciare l'allarme e a prestare le prime cure sarebbero stati dei residenti vicini di casa. Quello che è certo è che la coppia criminale si è data alla fuga a bordo di un Audi, attualmente ricercata anche oltre i confini della Marca trevigiana. Uno della mia scuola ha rotto il lunotto posteriore dell'autobus, mentre ci sono stati altri automobilisti che si sono fermati per soccorrerci e aiutarci a uscire, che hanno rotto la parte apribile del tettuccio sopra e da là ci hanno aiutato anche loro a uscire. Sono le 7:30 del mattino, il bus partito da Sandona è diretto a Oderzo, nella zona delle scuole. Ad un tratto, in via Maggiore a Piavoni, il SUV proveniente dal senso opposto di marcia comincia a sbandare, poi si schianta violentemente contro il mezzo a TVO che si adagia su di un fianco a lato del fossato. Nulla da fare per l'automobilista Germano De Luca, 85 anni, morto sul colpo. Forse a provocare il drammatico incidente un malore dell'anziano che stava guidando nonostante la patente gli fosse stata sospesa per mancanza dei requisiti. All'interno del bus una cinquantina di studenti. Sono attimi di terrore. Dopo poco tempo ho sentito un forte odore di gasolio, e anche perché ero seduto sopra il serbatoio dell'autobus. C'è un fermato nelle indagini dei carabinieri dopo la sparatoria di Mogliano. Si tratta di un trentenne albanese domiciliato a Mestre, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, ora in carcere a Santabona. Le accuse nei suoi confronti sono rissa, detenzione in luogo pubblico di arma da guerra, danneggiamenti di auto in sosta ed esplosione con arma da fuoco. Nelle scorse ore l'uomo ha incontrato in carcere il suo legale, l'avvocato Mauro Serpico. Il mio assistito dice è ancora molto provato, l'unica cosa che mi ha riferito è di essersi solamente difeso. Il tutto si consuma nel tardo pomeriggio in un parcheggio a 2 passi dal liceo Oberto. Pare evidente che il luogo in cui si sono verificati i fatti fosse stato un luogo concordato da 2 diverse fazioni composte entrambe da 3 soggetti. I soggetti a noi identificati sono 3, sono tutti di origine albanese, che poi questo incontro è degenerato. Uno squarcio azzurro nel cielo sopra l'arcipretale di Melle si è fatto spazio fra le nubi plumbe che hanno ricoperto la Valbelluna. Se esiste un luogo oltre a quello terreno dove immaginare e giocare spensierata Ludovica Nessenzia, il segnale è arrivato, chiaro e diretto, ai cuori delle migliaia di persone che in silenzio hanno riservato l'abbraccio di amore e di vicinanza ai genitori Renzo e Martina e a tutti i familiari della piccola. A vederla, quella minuscola bara di legno chiaro, si stringe il cuore, eppure chi ha il compito di raccontare fatica a nascondere la commozione. Celebriamo il desiderio di vivere la vita che si scontra con il dolore, dice il parroco introducendo il rito funebre. Rispettiamo il silenzio, è una frase costante durante la celebrazione ed è un silenzio interrotto dalle parole strazianti del papà di Ludovica. Grazie, nostra piccola Ludo, per tutto quello che ci hai regalato, le risate, gli insegnamenti e perché no, qualche rimprovero che poi scrive a risate. Quanti momenti bellissimi riaffiorano continuamente nelle nostre menti. Era un uomo molto brillante, molto intelligente. Io quando così lo giudicavo verso persone che non lo conoscevano, dicevo sempre che per me era un'intelligenza inarrivabile. Sempre molto amichevole, vicino, molto diplomatico, cioè aveva tutte le caratteristiche per essere un grande leader. Ricorda così Nicola Tognana, scomparso ieri all'improvviso a 73 anni, Sergio Bellato, amico e per decenni, dal 92 al 2005 al suo fianco, con vari incarichi in Confindustria Treviso. Profondo il cordoglio alla notizia della morte dell'imprenditore che ha fatto crescere e portato avanti le industrie di famiglia e nel campo associativo era diventato punto di riferimento dell'imprenditoria trevigiana e veneta.
Veneta, in prima fila in tante battaglie a fianco degli imprenditori per ammodernare il paese nel momento di massima velocità della locomotiva nord-est. C'era lui alla guida degli industriali nel 96 con la clamorosa protesta degli imprenditori che consegnarono al governo le chiavi di 3.000 aziende. Idro, un fulmine a ciel sereno di cui ci si sta occupando ora da Feltre fino a Roma. La decisione, dopo il passivo 2024 di dismettere lo stabilimento feltrino, è stata annunciata in maniera fredda e inaspettata dalla multinazionale norvegese. I sindacati, in una sala dove le immagini ricordano le manifestazioni sindacali degli anni 70 per quello stesso stabilimento, hanno voluto analizzare la situazione con una videoconferenza in cui un tecnico ha esposto i dati del gruppo che evidenziano grandi profitti, oltre 5 miliardi negli ultimi 4 anni e nessuna criticità. È una perdita assolutamente incidentale, nel senso che negli ultimi 4 anni, tenendo conto della perdita del 2024, Hydro Italy ha realizzato oltre 31 milioni di utile netto e ha distribuito oltre 16 milioni di euro di dividendi. Diffondeva messaggi di odio e incitava alla violenza. Nel mirino di un 15enne italiano vicino agli ambienti di estrema destra suprematista, stranieri ed ebrei. Gli investigatori hanno fatto irruzione nell'abitazione del giovanissimo ed hanno trovato e sequestrato numerosi componenti di facile reperimento pronti per l'assemblaggio e compatibili con la realizzazione di armi e ordigni artigianali. Sono stati inoltre trovati fogli manoscritti con disegni di armi e parti di armi e indicazioni per il confezionamento di munizioni artigianali. Il 15enne di buona famiglia residente nel Coneglianese su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia è stato arrestato. Primo ad arrivare al Palazzo Grandi Stazioni, emozionato come il primo giorno di scuola, Dario Bond, mister preferenze all'ultima tornata elettorale sotto il simbolo di Fratelli d'Italia, è il neoassessore regionale all'agricoltura, alla caccia e alle terre alte. Sì, terre alte e non montagna o aree montane. Un modo, ci spiega il capo ufficio stampa del presidente Stefani, per indicare genericamente la delega che sarà poi esplicitata lunedì prossimo all'atto dell'assunzione ufficiale dell'incarico. È comunque un segnale vero, il primo concreto nei confronti della montagna veneta e bellunese in modo particolare. La lungimiranza di aver individuato una figura che rappresenta tutta la montagna veneta è legata anche ai fondi europei. Non è una montagna senza portafoglio, è una montagna che ha portafoglio. Più che la botta in testa e il dolore che ho provato, che a un certo punto ho visto nero e ho detto, temuto di aver perso la vista, di aver riportato una frattura. E più che altro è l'indignazione per essere stato aggredito in maniera del tutto inspiegabile. Cioè io ero con i miei 2 cani, ho superato questa soglia, questo uscio in via Cornarotta, sono stato a un certo punto superato da un signore in bicicletta che mi ha sbarrato la strada senza neanche guardarmi, guardava da un'altra parte, ha detto guardi che i suoi cani hanno urinato davanti alla mia porta. Ho detto scusi, mi scuso, non me ne sono accorto ed è la verità. Scusatomi con questo signore, ho fatto i 3 metri che mi separavano dal suo portone, ho spruzzato l'acqua come prevede il regolamento comunale di Treviso, e improvvisamente di fianco, quindi senza neanche che io potessi in qualche modo reagire, quest'uomo mi ha preso e mi ha schiantato contro il muro, spingendomi con la testa. Cioè, ho preso una botta da restare tramortito, per cui gli ho chiesto, quando sono tornato in me, ho detto ma scusi, ma cosa ho fatto di male? Ho rimediato un errore. È una violenza gratuita e improvvisa, non può finire a taralluce e vino questa vicenda, perché sarebbe completamente incoerente con quello che è il nostro lavoro e con le cose che normalmente diciamo in questi casi. Ripeto, il mio è un caso
ridicolo rispetto a fatti che purtroppo dobbiamo raccontare di cronaca nera, raccapriccianti, però è pur sempre l'aggressione a una persona inerme. Io ho accettato il tuo invito stasera soprattutto per ringraziare tutti coloro che mi hanno mandato messaggi di grande affetto, di solidarietà, e davvero sono rimasto sorpreso.